Certamente un significato molto importante e fondamentale per il nostro essere cristiani e seguaci del Signore. Abbiamo accolto anche noi con il ramoscello d'olivo e le palme l'entrata di Gesù a Gerusalemme, che significa poi quella Gerusalemme che l'accoglierà nella sua passione, morte e risurrezione. E anche noi questa mattina abbiamo voluto ricordare questo grande evento. Ha un significato perché la festa, la gioia, la benedizione delle palme, il ramoscello d'olivo, anche segno della pace in questi tempi molto tristi, dove ci sono tante azioni di guerra, di violenze di qualsiasi tipo e genere, certamente assume un significato anche di riflessione. E attraverso questa giornata che ci introduce alla Settimana Santa possiamo veramente gustare e vivere tutto quello che Gesù ha fatto per noi ed è morto sulla croce per la nostra vita e per la nostra salvezza. Ringraziamo il tuo nome.